Allora, sapendo, rieccoci, sì, primo interpare, si era già preparato per il prossimo servizio. Abbiamo ospite Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico, non avevamo neanche detto, e vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, perché volevo farle vedere subito. Siamo andati tra la gente a Padova, tra ieri stamattina, tra l'altro ieri stamattina, e sentiamo cosa hanno detto su questa problematica. Dal punto di vista politico siamo sempre molto limitati e chi è al governo adesso non è interessato a fare qualcosa a riguardo. Io sono a favore del DDL Zan, credo che sia molto importante che dire che ci sono già leggi contro le discriminazioni non sia sufficiente. C'è anche comunque tanta ignoranza in termini sia sul tema sia su quello che effettivamente si sta trasformando in termini di società. Noi giovani che siamo magari più a contatto con alcune realtà che sono diciamo più dinamiche, siamo più propensi a questo, anche a un dinamismo all'interno dei gruppi sociali stessi. Certo è che per esempio dal mio punto di vista anche i gruppi per esempio LGBT spesso non aiutano con l'integrazione. Questo perché viene fatta secondo me in un modo non corretto. Secondo me si sta un attimo esagerando, ecco, nel senso stiamo arrivando a un pompare troppo mediaticamente la cosa, ecco. Trovo che la prima discriminazione che può essere fatta verso questi soggetti sia appunto cercare di creare delle leggi particolari a favore di queste categorie. Dovrebbe essere nella morale, diciamo, di ogni soggetto e trattare ogni persona come fosse uguale alle altre. Questa legge che vogliono far approvare comunque ha un suo senso, perché già da un punto di vista della società c'è magari questa differenza che può essere sentita e anche loro un po' si sentono magari in soggezione da un certo punto di vista. Non capisco perché c'è molta paura, perché a me più che non approvazione sembra paura del diverso, paura di dire io sono donna. Però se io mi sento uomo, perché non posso dire semplicemente ok, voglio diventare un uomo? E non lo so, penso che in Italia siamo ancora troppo indietro. Soprattutto tra i giovani c'è molta apertura mentale a riguardo. C'è una parte appunto di noi che è molto attenta, molto coerente nelle azioni anche, e un'altra parte che invece se ne disinteressa completamente. Qua a Padova specialmente c'è molta apertura mentale e sono tutti pro a questa cosa, la maggior parte anche nelle scuole ne parliamo e siamo d'accordo. Credo che la popolazione non sia ancora del tutto pronta, perché molte volte ci sono delle barriere culturali che è difficile andare a scardinare, quindi servirebbe lavorare molto su questo e sensibilizzare molto la gente sul tema, ecco. Ne avevamo delle altre, Alessandro Zan, perché siamo andati in 2 giorni, però il plebiscito, cioè, ne ho trovato uno che è contrario al DDL Zan, e se uno lo dice siamo dietro, c'è da ragionare, e quindi la popolazione è già pronta per questo passaggio, ripeto che non è un passaggio, è una cosa naturale, non è che sia una cosa grave, questo credo possa e le debba dare soddisfazione. Sì, come dicevo, la società, diciamo, è molto più avanti di certa politica e devo dire che sono anche, se non siamo riusciti ad approvare la legge, perché appunto è stata affossata nel 2021 al Senato, però il dibattito che c'è stato nel Paese è stato molto più proficuo, perché in tutte le famiglie si è discusso di questa cosa e devo dire che anche i figli ne hanno parlato con i genitori, cioè è stata la prima volta forse che anziché i genitori raccontare delle cose ai figli, sono stati i figli a raccontare delle cose ai genitori, e questo secondo me è estremamente positivo, perché c'è proprio la voglia di una comunicazione anche tra le generazioni. Vede Zan, mia mamma e mio papà quando ero giovane mi insegnavano, e mio fratello che lui era un appassionato di libri, studiava, i miei insegnavano ad andare a chiesa, al cristianesimo, oggi i genitori cambiano e non spiegano più questo, ecco perché io insisto su quel tema che la chiesa ha influito sotto questo punto di vista. Senta, lei ha fatto poi, anzi come sta andando il suo libro? Ha venduto, ha preso tanti soldi? No, perché Senza poi paura. le case editrici non pagano. E quindi no, è stata un'esperienza bellissima, quella di scrivere. È la sua biografia.
di scrivere un libro, sì, non è solo la mia biografia, è anche una però storia. Però in gran parte io l'ho intraletto un Sì. attimino nei passaggi, perché diciamo che è stato mi sembra molto vicina alla sua biografia. È stato un mettersi alla prova. Sì, perché lei mi dice di no, io la contraddisco, io dico che era, conoscendola un po', era un po' vicino alla sua biografia. Sì. No, ho raccontato parte di me, della mia famiglia e anche del fatto che ho iniziato anch'io ad avere paura. Il titolo è Senza paura, ma io sono partito con molta paura perché avevo paura di dirlo ai miei genitori, di dirlo. Quella fotografia lì sembra aggressivo, sembra quasi con l'occhio cattivo. Non è... No, non è aggressivo, è una sorta di, forse di equilibrio, nel senso di dire oggi sono senza paura, mentre prima avevo molta paura. E cosa ha voluto dire quel libro quando ha iniziato a scriverlo, Zan? Ma ho ripercorso un po' la mia storia, la mia vita di un ragazzo che durante l'adolescenza... Mi sembra, tra le righe, c'è stato un passaggio che si era quasi pentito oppure no? Di cosa? Della sua vita, cioè proprio per la paura che ha avuto nell'affrontarla. No, devo dire che ho sempre cercato di reagire, anche quando avevo paura, sognavo un futuro migliore per me. Racconto, diciamo, sono partito a raccontare dal momento dell'adolescenza, che è un momento, diciamo, molto delicato, che è un momento molto più bello ma anche complesso, dove io non potevo dire che ad esempio ero innamorato del mio compagno di banco, cioè quando cominciano le prime cotte, i primi amori, i primi bigliettini, allora non c'erano gli smartphone, no? C'erano... io non lo potevo fare, cioè l'unico posto, l'unica possibilità che era prevista per me era quella di nascondermi, perché se avessi detto a quell'età che ero gay probabilmente sarei stato oggetto di violenza, di bullismo, di discriminazione. Quando ho scoperto di esserlo? Ma io l'ho sempre saputo. Ah, sempre sì, proprio. Sì. Non c'è un'età, 8 anni, 9 anni. Ma era quando cominci, diciamo, ad avere, esci dalla pubertà e ovviamente sai già chi sei. Il problema qual è? È che vivi in una società che come dire, ha uno stigma molto forte. In per quel cui passaggio uno si pone la domanda perché, cioè uno dice tutti hanno il rapporto uomo-donna, io no, indipendentemente uomo o donna, ha capito. Uno si pone la domanda perché? Ma io pensavo di essere l'unico al mondo in quel momento, perché non avevo... No, ma adesso che ha l'esperienza e tutto, oppure una donna che si accompagna a un'altra donna, si fa la domanda perché? Oppure nasce proprio l'amore nei confronti di uno dello stesso sesso senza porsi la domanda? Mi innamoro di Alessandro Zan, mi innamoro perché mi piace, perché si pone uno la domanda, secondo lei? Ma non è che l'orientamento sessuale uno lo decide, come uno non decide di essere eterosessuale, non decide di essere omosessuale, è una questione innata della persona. Il problema qual è? Il problema è che in una società ancora oggi c'è un forte stigma, sempre meno, e dunque uno non riesce a viverla serenamente. Io Alessandro, se mi innamoro, andiamo sotto un aspetto psicologico, non so se intraprendo la strada giusta, però se io mi innamoro di lei o di una persona, mi innamoro perché è una bella persona, perché è intelligente, perché è simpatico, perché fisicamente mi attrae. Mi pongo la domanda perché mi sono poi innamorato e amo una persona, me la pongo. Ecco, è la stessa cosa dicasi anche per chi ama la stessa persona dello stesso sesso, presumo che deve essere uguale, e uno poi si fa la domanda perché. In una società ideale appunto dovrebbe essere così, cioè uno si innamora di una persona perché si innamora di quella persona. Purtroppo non siamo in una società ideale perché ancora oggi c'è sempre meno, fortunatamente, però c'è ancora uno zoccolo duro di... Quindi il primo che lei ha visto una simpatia era il compagno di banco. Sì, esatto. Mi ero innamorato del mio compagno di banco, però non osavo dirlo perché l'ha saputo poi avevo paura. Di banco? No, penso di no. Ah, non l'ha saputo? Penso di no. Magari non si sa mai, voglio dire, non si sa mai. Vabbè, e mi diceva, l'ho interrotto mentre stava spiegando il libro che ha scritto. Sì, io sono partito da me, dalla storia di un ragazzo che aveva paura e che poi invece ha intrapreso
diciamo, coraggio e ho intrapreso la strada, sono diventato attivista per i diritti, ho fatto quello che si chiama coming out, cioè dichiararlo a casa. Mia madre l'ha presa bene, mio padre non l'ha presa bene. E quindi anche lì liti in famiglia? E quindi anche lì non ci siamo parlati per tanti mesi, poi però mio padre ha fatto un suo percorso individuale, mi ha accettato ed è diventato poi, adesso non c'è più purtroppo perché è morto da qualche anno, però è diventato un mio grande sostenitore, per cui diciamo è stata una storia a lieto fine, cioè è partita con una diffidenza perché mio padre era anche lui vittima e prigioniero di una concezione certo. diciamo molto appunto patriarcale e un po' arretrata, e però poi ha fatto diciamo, una sua riflessione che l'ha portato invece ad accettarmi per quello che sono. Sia stata una bella giornata quella lì. È stato bellissimo, devo dire. Immagino. Quando io ho visto mio padre che... Ma la mamma ha avuto un'influenza in questo? Nel portare il papà nella strada? Non lo so, hanno parlato ovviamente tra di loro. Hanno parlato sicuramente. E io sono stato fortunato perché se penso che ancora oggi ci sono dei genitori che cacciano di casa i propri figli quando i figli fanno coming out, quando i figli si dichiarano gay, lesbiche, insomma è bruttissimo, perché i figli che tu ami semplicemente perché ti dicono quello che sono, perché ti confessano che hanno un orientamento sessuale diverso, tu li cacci di casa, è una cosa terribile. Dovrei fare 8 ore di trasmissione con lei, Alessandro Zain, perché ho molte cose da chiedere. Allora facciamo così, io adesso ho preso dei punti, io li leggo uno a uno, lei mi dice il suo pensiero su ognuno che leggo rapidamente, possibilmente perché il tempo è gramo. Riconoscimento all'omogenitorialità. Assolutamente, perché ci sono tanti bambini nelle famiglie arcobaleno, nelle famiglie con 2 mamme e 2 papà, che non hanno gli stessi diritti degli altri, per cui siccome io penso a quei bambini e penso al fatto che devono avere gli stessi diritti degli altri, assolutamente sì. Quello d'accordo. Per quanto riguarda l'antibullismo, presumo non ci siano dubbi su questo, no? Assolutamente. Insomma, il bullismo è un problema generale, che non riguarda solo l'omofobia, è un problema, c'è molta, purtroppo c'è diciamo che con l'omofobia può essere più accentuato, possiamo definire però così. Nelle scuole cresce molto l'aggressività e la violenza, questo ci deve interrogare sul fatto che i ragazzi dovrebbero trovare la possibilità magari di sfogarsi in altro modo, facendo lo sport, cercando di imparare appunto il rispetto nei confronti degli altri, e su questo bisogna molto molto investire, bisogna molto lavorare. Unione civile e matrimonio? Matrimonio perché esiste in tutti i paesi, non vedo perché. Allora, le unioni civili sono state un passo in avanti, però il fatto che si chiamino unioni civili per le coppie dello stesso sesso e matrimonio per le coppie di sesso diverso, non vedo perché ci debba oggi essere. Hanno gli stessi diritti, quindi? Sì, però anche il nome è importante, no? Perché non chiamarlo allo stesso modo? Perché non avere il matrimonio anche qui? Cosa toglierebbe qualcosa a qualcuno? No? Allora. Ecco, e ovviamente di conseguenza l'adozione. E lì il tema è un po' più delicato. Sì, l'adozione non solo per le coppie dello stesso sesso, ma anche per i single. Certo. Ci sono tanti bambini che hanno bisogno che vivono in case famiglia, perché non dare la possibilità anche alle persone single, ad esempio, di adottare. Ma perché su questo ragionamento un po' la parte non ovviamente favorevole contesta, perché dice fra 2 uomini non c'è un futuro positivo per la crescita di un bambino? È proprio il contrario. Anche. No, dicono ovviamente. No, perché voglio dire, il bambino cresce in una famiglia, la famiglia non è il luogo dei codici o delle convenzioni, è il luogo dell'affetto, dove il bambino cresce con l'affetto dei genitori, con appunto la possibilità di esprimere i propri talenti, la propria... Ma in questo non se vede vediamo che ad ma in esempio... questo non vede che c'è ancora molta strada da fare? C'è ancora molta strada perché ad esempio c'è un'ipocrisia, nel senso che se vediamo che la maggioranza delle violenze viene fatta in famiglia, questo dimostra che
le famiglie diciamo, dovrebbero essere il luogo dell'accoglienza, dell'amore, invece molte volte sono il luogo diciamo, dove si consumano violenze. Certo. Ecco perché insomma c'è una sorta di ipocrisia, ma voglio dire, le famiglie che siano di genitori dello stesso sesso o di genitori di sesso diverso, l'importante è che ci sia l'amore nei confronti quindi dei ci figli. dovrebbe essere anche un riconoscimento giuridico in questo senso. Assolutamente sì, perché senza riconoscimento giuridico poi si è discriminati, c'è una disparità di trattamento, no? E anche questo è un po' come succedeva per i figli nati fuori dal matrimonio. Adesso fortunatamente non c'è più questa differenza, ma una volta se si facevano i figli fuori dal matrimonio questi avevano meno diritti di quelli fatti dentro il matrimonio, che è un'assurdità, perché sono sempre bambini che devono avere le stesse opportunità. Gli stessi diritti. Senta, per quanto riguarda l'accesso alla transazione, la riassegnazione chirurgica del sesso, cosa ne pensa? Penso che siamo molto indietro, perché appunto anche come l'orientamento sessuale anche l'identità di genere non si sceglie, cioè se io sono come dire, un sesso maschile, mi sento uomo e dunque la mia identità di genere corrisponde con la parte, diciamo, la mia parte sessuale, invece ci sono delle persone che si sentono del sesso opposto sin da quando sono piccoli, insomma, quando lo capiscono, e dunque devono poter vivere questa cosa nell'assoluta normalità, e purtroppo c'è anche nei confronti delle persone trans oggi. Ricordiamo che l'Italia è il paese dove si ammazzano più persone trans tra tutti i paesi europei. Vuol dire che c'è un problema culturale enorme da affrontare su questo. Poi lì c'è anche un altro tema. Parliamo sempre proprio del rispetto, perché se c'è il rispetto alla base di tutte le persone, non ci sono problemi. Papa Francesco ha accolto qualche tempo fa una delle persone trans che gli hanno detto: noi siamo discriminate perché non riusciamo a trovare un lavoro, siamo penalizzate. Perché? Perché Papa Francesco è un po' cambiato, perché anche all'interno della Chiesa c'era un bel casotto. Però ha mandato dei messaggi importanti. No, l'ha mandato sicuramente. Che è quello che dovrebbe fare la Chiesa, no? Cioè, è quello che dovrebbe fare guardare al rispetto di tutte le persone. Per questo motivo, prima le ho detto, se ha condizionato ovviamente la crescita delle persone, la Chiesa qui in Italia rispetto ad altri paesi. Ovviamente lei non ha voluto addentrarsi molto in questo ragionamento che le ho fatto, molto ovviamente perché secondo me la religione deve essere un fatto sotto un lato politico. La religione deve essere, secondo me, un fatto personale, privato. Ma la religione oggi è anche politica. È un'esperienza, però è sbagliato quando la religione fa politica. Ma è politica, le guerre, la storia ci dice dopodiché questo. Uno dovrebbe guardare la propria, se è un credente, dovrebbe guardare la propria esperienza di fede, che non c'entra nulla con quando la religione si mischia con la politica. Però io credo che nella storia dell'uomo la religione abbia influito nella politica, abbia fatto il bene e il male, tanto male, tanti papi hanno fatto, sono i giorni della Shoah, non vorrei ricordarli o ricordarle certi papi come si sono comportati in quel di Milano in quel periodo lì, e mi fermo qui perché non è la tematica di questa trasmissione, però lei lo sa benissimo che anche nella Chiesa c'è stato qualche comportamento non sicuramente, diciamo, positivo e anche giusto, e quindi credo abbia influisca ovviamente nelle scelte culturali della nostra generazione. Senta, io adesso torniamo tra me e lei. Lei in questa storia che è diventata molto popolare ha fatto anche delle belle discussioni televisive, ha fatto delle belle baruffe, si usa dire in dialetto. Ci metteva tanto del suo nel litigare per questa tematica. Ah sì, perché diciamo io credo in quello che dico, credo in quello che faccio. La pressione aumentava, la pressione sanguigna. Ma sì, perché poi ci sono delle affermazioni che sono così assurde e offensive che, chiaro, perdo la pazienza anch'io, e mi sono trovato anche in certi dibattiti televisivi a sentire delle cose che veramente non stavano né in cielo né in terra. Guarda, lei è diventato fra l'altro con un altro padovano, Stellari, due padovani, uno contro l'altro, ovviamente. Stellari ha delle grandissime responsabilità nell'aver affossato il DDL Zan,
È stato lui che per primo in Commissione Giustizia, come Presidente della Commissione Giustizia, non ha utilizzato le sue prerogative di Presidente della Giustizia per far funzionare la Commissione, ma ha utilizzato i suoi poteri per fermare una legge in modo del tutto arbitrario, e questo secondo me, su questo ha delle grandissime responsabilità. Sicuramente nel ragionamento... Mi dispiace che sia padovano. Vabbè, però succede, insomma, che... No, perché poi voglio dire, insomma... Tra tutti i padovani non è che ci si voglia bene, sono... No, però verrà ricordato, probabilmente se verrà ricordato, come quello che ha uno dei maggiori responsabili dell'affossamento di una legge che tutela le persone più vulnerabili. Ma secondo lei l'ha fatto perché Ostellari ci credeva, oppure perché è stato sotto un aspetto... da una parte politica? Io faccio parte secondo me è per una ragione di partito, perché gli hanno detto tu devi ostacolare la legge e lui l'ha fatto. Secondo me è andata così. Ecco, senta Zan, hai in mente qualcos'altro nel prossimo imminente futuro, oltre a quello che ha già fatto? Ma fare sempre quello che ho sempre fatto, cioè continuare a lottare per un paese più civile, per un paese più accogliente, per un paese appunto che rispetti tutte le persone. Senta, come sta andando questo governo? Secondo me malissimo, nel senso, ma non lo dico perché sono dalla parte dell'opposizione. Guardi, io speravo che i primi atti di perché? Non ha dato nemmeno il permesso che inizi, insomma, da poco che c'è. Vabbè, ho capito, però le pare possibile che con il caro energia, il caro bollette, l'inflazione galoppante, il potere d'acquisto dei pensionati, delle persone che è ormai ridotto di tantissimo, il primo atto che il governo fa è una cosa sui rave party. Cioè, le pare un'urgenza di questo paese affrontare un tema che peraltro le leggi dello Stato hanno dimostrato di risolvere? Lì il party è stato ho capito, però voglio dire, noi abbiamo posso fare un'osservazione? Ma noi abbiamo passato, direttore, delle settimane in Parlamento. Però io credo, mi scusi Alessandro, lo interrompo, ma un bravo politico, se si sofferma su questo, abbassa l'asticella, perché ho capito, è giusto dirlo, però non mi sembra che il partito, allora, noi governo... Direttore, abbiamo passato delle settimane in Parlamento ad occuparci dei rave. Le pare possibile? No. Cioè, e oltretutto, nella legge di bilancio, siccome c'era uno sconto di 30 centesimi al litro che Draghi aveva introdotto, no? Per diciamo, ridurre il prezzo della benzina, questo governo ha aumentato le accise, cioè aveva promesso che le toglieva. C'è un video di Giorgia Meloni del 2019 che ha girato tutti i social dicendo è una vergogna che lo Stato di tot litri di benzina si prenda il 35%, ok? E cioè 35 centesimi su 50, e poteva fare quello che ha fatto Draghi, cioè tenere lo sconto di 30, e non l'ha fatto. Sì, e dunque è una scelta politica, capisce? Perché io mi sono arrabbiato, certo. Perché qui si predica bene e si fa esattamente il contrario. Male. Ma qui io credo, Alessandro Zan, che tutti quando vanno, se Alessandro Zan ha delle idee sotto l'aspetto di come far guarire l'Italia, di come metterla nella strada giusta, va a Roma non come deputato ma prende il Presidente del Consiglio, indipendentemente dalla parte politica, io credo che sia l'Italia difficile da governare. Credo che davvero lei va lì con tutte le buone idee e poi si trova contro le stesse persone che l'hanno messo lì perché non sono d'accordo e trova mille problematiche. Ecco, io credo che però se io ho vinto le elezioni, ad esempio, tra le altre cose, dicendo che avrei ridotto le accise sulla benzina e invece le ho aumentate, è giusto che l'opposizione, ma anche la società civile, lo sappia e reagisca di conseguenza, perché altrimenti perde di significato. È vero che in campagna elettorale se ne raccontano tante, dopodiché però, siccome c'è una situazione drammatica da un punto di vista economico, non bisogna prendere in giro le persone. Però Alessandro Zan, adesso non parlo, l'ha vinto il suo partito le politiche, il suo partito ha vinto le politiche, il Movimento 5 Stelle, perché nel momento in cui noi abbiamo perso le ultime elezioni politiche.
le ha vinte, perché nel momento in cui il paese Italia è in una situazione drammatica, Covid, guerra, aumento dei prezzi, tutti, lei non si unisce ad altre forze politiche per lottare, per vincere, ha vinto lei, non le interessava governare, e questa è una cosa che è molto grave dal mio modesto punto di vista, ma l'ho detto non oggi, l'ho detto anni fa, forse non sono stato chiaro. Se io voglio lottare per vincere nel Partito Democratico, che è una situazione drammatica oggi come oggi, voglio vincere le elezioni, oggi in Italia si vince, diciamo, perché poi se vuole ne discutiamo, si vince perché c'è una coalizione, perché da soli non vince nessuno. Sai benissimo che dall'altra parte si uniscono per vincere anche la Meloni, quando vede Salvini, vede come il toro vede il drappo rosso, capito? Perché si odiano proprio, non è che sia. Però per vincere si sono uniti. Dall'altra parte non si sono uniti per quale motivo? Mi spieghi lei? Allora deduco, e lo dico non ora, l'ho detto con esponenti importanti del suo partito in questa trasmissione, c'è stata la volontà di non vincere, e quindi avete vinto, perché chi non va e non lotta per andare al governo vuol dire che in quel momento non gli interessava. È il mio modesto pensiero. Se lei mi convince che non è così, dico ahimè ho torto, però mi convinca. Sicuramente sono stati fatti degli errori, e il fatto che noi abbiamo perso le elezioni è la dimostrazione. Sa chi si ritira dalla lotta, c'è un vecchio no, ma mi lasci dire, direttore, voglio dire, è chiaro che noi abbiamo perso le elezioni e siamo all'opposizione, e devo dire che è giusto così. Non mi lasci dire, perché sennò non riusciamo, non le ha perse, non riusciamo a fare un ragionamento compiuto. Allora, noi abbiamo perso le elezioni anche per la legge elettorale, non abbiamo sfruttato, diciamo, il fatto che questa legge elettorale imponeva un'alleanza, e dunque ci sono stati degli errori, altrimenti non avremmo perso le elezioni, no? Chi perde le elezioni è perché diciamo, non ha convinto gli italiani. Dopodiché però, siccome in una democrazia esiste la maggioranza, esiste l'opposizione, è giusto che oggi la maggioranza di centrodestra che ha vinto le elezioni governi. Quello che però io non accetto, e l'opposizione serve anche a questo, è che si prendono in giro le persone, perché tu hai avuto dagli italiani una maggioranza chiara e solida in Parlamento. Oggi il governo guidato da Giorgia Meloni ha una maggioranza sia alla Camera che al Senato, dunque quello che fa lo può fare perché sono le scelte politiche, e siccome ha la maggioranza lo può fare. Allora, il fatto che non abbia, diciamo, aumentato le accise quando le poteva tagliare, io lo dico semplicemente, guardate che è stato dato quasi 1 miliardo di euro alle società calcistiche. Le pare possibile che noi dobbiamo pagare le società calcistiche? Quello è un fatto privato, sono società sportive che devono autofinanziarsi. Come anche la questione degli evasori, cioè 1,6 miliardi ad appannaggio appunto degli evasori. Tutte queste sono scelte politiche, si poteva utilizzare quei soldi per aumentare gli stipendi e per fare quello che ha fatto ad esempio Draghi, lo sconto sulle accise, e invece non è stato fatto. E allora voglio dire, se hai la maggioranza, tu hai la possibilità di governare, se non lo fai... Alessandro Zan, su questo non ho dubbi, il mio discorso non era su questo, ovviamente c'è un governo, c'è l'opposizione, come giusto sia in un paese democratico, è giusto anche... Dopodiché guardi, il PD, io ho detto se sta all'opposizione anche qualche anno, secondo me fa solo bene, perché noi stiamo facendo un congresso, lui dice una situazione, però il Partito Democratico è l'unico partito che però discute. Mi sembra un po' frammentato, Calenda, Renzi, dalla storia del PD negli ultimi anni, non è una storia... Sì, però a me non sono mai piaciuti i partiti troppo lideristici, perché poi negli altri partiti, se guarda, decide solo una persona, mentre io sono contento di stare in un partito che discute ed è non è il partito del capo. Però ci vuole un leader. È un partito di una comunità. Però ci vuole un partito qui. Fate ovviamente le primarie, poi prima delle primarie chi perde le primarie comunque rimane unito a chi ha vinto. Succede che ovviamente come puntuale, come un orologio svizzero, quando vince le primarie una persona, l'altra si stacca e forma un altro partito.
partito, la storia dice da Bersani, la storia dice Calenda, la storia dice Renzi, chi più ne ha più ne metta, non è che sia una persona seria quello che ha questo comportamento da un mio modesto punto di vista. Sono d'accordo. Infatti i 4 candidati alla segreteria del partito hanno tutti garantito che chiunque vinca sarà quello la segretaria o il segretario e gli altri staranno nella... E io guardi, tendo a pensare che questo sarà così perché io mi auguro sia così, però sono fiducioso nelle persone che oggi che qui si sono candidate. Il tempo sarà galantuomo, perché invece ho molti dubbi, però io mi auguro sia così per il bene del partito stesso e aggiungo, prima nel ragionamento che le ho fatto, io non volevo entrare nei meriti o nei demeriti di un governo perché, ripeto, governare un paese come l'Italia è difficilissimo. Io entravo nel momento in cui, quando c'è una campagna elettorale, uno che voglia fare battaglia, e in quel momento il PD non ha voluto battagliare perché mi dava l'impressione personale, strettamente personale, che nel non partecipare è come avesse vinto, perché gli ha detto: la patata bollente te la do a te, cara Meloni, con le tue accise, che non mantieni le parole, con tutte le tue storie. Io in questo momento, che c'è il Covid, che c'è la guerra, che ci sono gli aumenti dei prezzi, che c'è un aumento difficile in Italia, mi metto in disparte, vado all'opposizione e prendo più consensi. Ecco, non mi è piaciuta lì, a me sarebbe piaciuto che i partiti avessero lottato, e per lottare bisognava mettersi insieme. Tutto qui era, dopo sul ragionamento del governo ho perfettamente ragione. Lo so, però guardi, non è stato così, non è stato così semplice, perché l'allora Movimento 5 Stelle ha fatto cadere il governo Draghi, che era, diciamo, per noi importante e vitale. Ci siede un tavolo, ci siede un tavolo. Sì, allora ripeto, gli errori sono stati fatti, dopodiché il matrimonio direttore si fa sempre in due. È vero. Cioè bisogna, per andare assieme bisogna volerlo entrambi. L'altra parte che al governo vanno d'accordo? No, infatti loro hanno cominciato, non so, però guardi, siccome non si sono molto chiariti sui temi, le questioni, se non ti chiarisci e non hai una linea molto chiara, poi emergono le contraddizioni, e mi sembra che ad esempio in tema di giustizia, ma non solo, cominciano a uscire i primi problemi. Con Nordio, che è un altro contrario nostro, succedono sempre così. Va bene, peccato, perché io volevo chiedere anche sul Veneto, che ci sono molte cose in merito ovviamente alla tematica che lei segue con molta attenzione, però avremo altre occasioni, perché mi ha fatto molto piacere averlo avuto ospite. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie per l'invito. È stato davvero un piacere. Invece do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.